Siamo qui con Mister Raciti, protagonista di una vera e propria cavalcata con una marcia da promozione. Quali sono i ricordi più belli di questa salvezza targata Messina? Ma sicuramente la partita con la Gelbison, dove abbiamo raggiunto la vittoria a 5 minuti dalla fine, ed è stato liberarsi proprio di una tensione incredibile, e poi vedere Nino Ragusa messinese correre sotto la curva è stato qualcosa di incredibile. C'è un po' di rammarico per non essere partito dall'inizio dopo quello che era stato conquistato l'anno scorso? No, perché la società aveva fatto delle scelte importanti, aveva preso un allenatore che per la categoria è un top, poi le cose non sono andate come pensavano e il presidente mi ha richiamato. Per la prossima stagione ci ha detto che sta vivendo un po' da spettatore queste turbulenze societarie. Cosa ne pensa? Ma mi auguro che possa rimanere sciotto al timone e di poter fare una stagione un po' più tranquilla. Lei comunque la conferma se la merita, ne è consapevole? Diciamo che ci spero, perché i risultati dicono che in 30 partite credo, tra l'anno scorso e quest'anno 40 partite, 60 punti, qualcosa del genere. Non sono pochi, ecco. Nel caso in cui dovesse arrivare la conferma, ci sono dei giocatori che vorrebbe portare con lei? Quali sono i rapporti che si sono instaurati con la squadra, anche se sappiamo che ci sono pochi in rosa con un contratto stabile? Sì, sono soltanto in 7 ragazzi sotto contratto, però tutti quelli che hanno fatto questo percorso sono legati inevitabilmente al Messina e al gruppo che si è creato, perciò potrebbe veramente quest'anno il Messina partire con un gruppo importante, con uno zoccolo duro. Chiederà eventualmente delle garanzie al presidente? No, garanzie è soltanto la garanzia che chiede è quella di avere l'organizzazione e la voglia di fare bene, e il presidente ha sia l'organizzazione che la voglia.